dichiarare, cominciate già ad alzare la vostra voce, perché Dio ha grandi cose per fare questa sera in questo luogo. Puoi dare i versi, per favore? I versi. Alleluia.
Alleluia, noi celebriamo il tuo nome. Tu puoi alzare la tua mano, alza la tua mano, alza la tua mano. Comincia a parlare con Dio questa sera. Comincia a dichiarare qualcosa di sovrannaturale che succederà nella tua vita questa sera. Padre, in nome di Gesù, Signore, noi siamo qui oggi come Chiesa, riuniti, Signore, per adorare il tuo nome. Noi siamo qui, Signore, come Chiesa, Signore, riuniti per ringraziarti, Signore, perché tu sei buono, Signore, perché tu ci trasformi, perché tu ci guidi, Gesù, perché tu, Signore, guarisci la nostra anima. E Padre, io prego che questa sera, Signore, se esistono anime che devono essere guarite qua, Signore, che il tuo Spirito Santo possa muovere, Signore, in mezzo a noi e guarire le anime delle vite, Signore, che sono, Signore, forse disturbate, Signore, da qualche pensiero, Padre. Che il tuo Spirito Santo possa muovere oggi in questo luogo, Signore, che noi possiamo arrenderci veramente alla tua presenza, che noi possiamo, Signore, veramente donarci la tua presenza, che noi possiamo veramente, Signore, inginocchiarci davanti a te e onorare il tuo santo nome, Gesù. Che il tuo Spirito Santo possa muoverci oggi qua. Spirito Santo, sei benvenuto oggi qui. E questa è la tua Chiesa, questa è la generazione che ti adora, questa è una generazione che ti adora, Gesù. Noi vogliamo dichiarare che tu sei santo, che tu sei meraviglioso, che tu sei grandioso, Gesù, che tu sei grandioso, Gesù. Santo, Santo, Santo. Molte generazioni ha resa in lode, cantando una canzone all'agnello. Quelli che sono andati a te, quelli che crederanno, cantando una canzone all'agnello. Cantiamo dall'inizio, molte generazioni ha resa in lode, cantando una canzone all'agnello. Quelli che sono andati, quelli cantano. Tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi, tuo nome è più alto, tuo nome è più alto, è più grande, è al di sopra di tutto. I troni e domini, governi e poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano, tutta la creazione esaltato sei, Santo. È stato perdonato e redento, canta.
Yes, tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni governi, tuo nome è al di sopra di tutto, e gli angeli chiamano tutta la creazione. Santo, Santo per sempre, il tuo popolo chiama. Santo, si arrende il re. Santo, negli occhi io non immaginerò, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio, puoi abitare qui, hai fuoco negli occhi, io non immaginerò, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo.
Ti adoriamo, Signore, perché Tu sei con noi. Ti adoriamo, Signore, perché Tu sei qui, Signore. Ti adoriamo perché Ti sentiamo qui, Signore. E anche se così non fosse, Tu ci hai promesso che Tu ci saresti stato con noi, e noi ci fidiamo che Tu ci sei. Anche se io non sento, Tu ci sei. Anche se io non vedo, Tu ci sei. Tu ci hai promesso e Tu non ci deludi mai. Come Chiesa noi invochiamo, noi dichiariamo, noi chiediamo la Tua presenza sempre di più, sempre di più. Non sei Tu che hai bisogno della nostra adorazione, ma siamo noi che abbiamo bisogno di adorare Te, per riconoscere Te sempre, 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 sempre. Io Ti aspetto qui, e la mia porta l'ho chiusa per Te, e sono qui, Ti aspetto, vieni, fai quello vuoi. Ho già il cuore pronto per Te. Ti prego, Signore, Ti prego, vieni, riempi oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. Io voglio la Tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a Te la mia voce per dirti che la Tua grazia già mi basta. Io Ti aspetto qui, la mia porta l'ho chiusa per. Siamo qui, e sono qui, Ti aspetto, vieni, fai quello che vuoi, è quello che vuoi. Apriamo i nostri cuori, Signore. Ho già il cuore pronto per Te. Ti prego, vieni, riempi oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. Tutta la Tua voce è il voglio alzare a Te la mia voce per dirti che la Tua grazia già mi basta. Io voglio la Tua Tua grazia, la Tua grazia. Oh,
sei qui. Dio, tu sei qui, vicino a me, Dio. Dio, Dio, vicino, fammi restare qui con te, Dio. Tu sei qui, vicino a noi. Tu sei qui, vicino a noi. Tu sei qui, fammi restare qui, Dio. Tu sei Dio, vicino a me. Vicino a me. Tu sei qui, vicino, fammi restare, Dio, tu sei qui, Dio. Oh, vicino a me. Tu sei qui, vicino a me, Dio. Fammi restare, tu sei qui, vicino a me. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce e dirti che la tua io voglio la tua presenza, oh, è il desiderio del mio cuore. Niente più importante, Signore. Oh, niente di più importante. Tu sei qui, Signore. Niente di più importante che la tua presenza, Signore. Niente di più importante che la tua presenza, Signore. Niente di più importante che la tua presenza, Signore. Niente di più importante. Niente di più importante. Niente di più importante. Vogliamo più di te. Vogliamo più di te come chiesa, come persone, Signore. Desideriamo di più di te. Come è stato predicato settimana scorsa, desideriamo più di te, Signore. Del bruciare del tuo spirito, Signore. Della tua gloria, Signore, che si manifesta nella nostra vita, Signore. Che quando imponiamo le nostre mani diciamo sei guarito nel nome di Gesù, la guarigione avvenga, Signore. Noi crediamo nella Chiesa, Signore, che prega, ma che è usata per guarire, Signore. La Chiesa che è usata per predicare il tuo Evangelo, ma la Chiesa che intercede, Signore. Come Mosè. Dio ha detto: Mosè, vai, prendi il popolo e vai. Io ti do la vittoria, Mosè. Io ti metto davanti gli angeli, Mosè.
Io ti do la vittoria contro i Jebusei, contro gli Amorei, tutti gli Ziei. Io ti do la vittoria, io ti metto gli angeli davanti a te e al popolo. Ah, che proposta! Io metto degli angeli davanti a te, io ti do la vittoria. Ma Mosè ha detto no. Se la tua presenza non viene con noi non ci muoviamo. Se la tua presenza non è con noi, io non mi muovo. Se la tua gloria non è con me, io non mi muovo. Noi chiediamo la tua presenza sempre di più, Signore. Sempre di più, Signore. Ogni decisione che dobbiamo prendere, Signore, noi vogliamo la tua presenza. Ogni lode che dobbiamo fare a te, noi vogliamo la tua presenza, perché sappiamo che tu sei qui vicino a noi. Dio, tu sei qui. Dio, tu sei qui vicino a me. Con te, Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Fammi restare qui con te, Dio, tu sei qui vicino a me, Dio, tu sei qui vicino a me, Dio, oh, vicino a me. Fammi restare qui con te, Dio, oh, vicino a me, Dio, tu sei vicino a me, Dio, tu sei qui vicino a me. Fammi restare, io voglio la tua presenza. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, è il desiderio. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Ed io è il tuo nome, Gesù, e merito di lode. Ed io è il tuo nome, ed io è il tuo nome, Gesù, merito di lode. Ed io è il tuo nome, ed io è il tuo nome,
Facciamo un bel applauso al nostro Signore. Lui è degno di ogni lode. Lui è degno di ogni cosa. Più forte, più forte, più forte, più forte. Tu sei degno, Signore. Tu sei degno di tutto. Della nostra vita, della nostra adorazione. E tu sei degno anche delle nostre finanze. Tu sei degno anche delle nostre offerte. Tu sei degno anche delle nostre decime. Tu sei Dio di tutto, perché non diamo niente a te che tu non ci abbia dato per primo. Io non do niente a Dio che Lui non abbia già dato a me per primo. Quindi non è io che prendo dalle mie tasche per offrire a Dio qualcosa, ma Lui mi dà affinché io ne abbia. E se tu non ce l'hai questa sera qualcosa da offrire, da dare come decima, prega il Dio che provvede un lavoro, delle finanze, ti darà il seme a cui tu potrai nel prossimo culto seminare qui davanti. Questo è il momento delle decime, delle offerte. Io voglio invitarti a alzarti, chi non è ancora alzato, mettere le mani in tasca, nella carta c'è il post là in fondo, sono le buste per le offerte delle missioni. Prendi la tua offerta, metti nella tua mano la tua carta e preghiamo insieme. Grazie Dio perché tu ci hai dato, Signore. Tu ci hai dato il meglio, Signore, per noi. Tu ci hai dato Gesù Cristo e con Lui tutte le altre cose, Signore. Tutte le altre cose. Per questo ti ringraziamo, Signore, per i nostri lavori, Signore. Ti ringraziamo per le nostre finanze, Signore. Ti ringraziamo per tutto quello che ci dai, Signore, affinché noi possiamo offrire a te, Signore. Tu non hai bisogno dei nostri soldi, Signore, ma la tua opera in terra ha bisogno. Per questo io ti chiedo, Signore, come Chiesa, tocca nel cuore delle persone che sono qui, quelle che non sono, affinché noi possiamo offrire, dare, seminare quest'opera che tu hai affidato a noi in questa terra, in questa città. Per questo io ringrazio, Signore, per tutto quello che ci hai già dato e quello che ci darai ancora in fede, nel nome di Gesù. Amen.
per tutto quello che ha ministrato, ha fatto fino a questo momento, questa sera. E adesso stiamo per passare nel ministero della parola, come si dice. Però domenica scorsa abbiamo avuto il nostro Fusion Game dei giovani. E i giovani erano divisi in 4 squadre. Una delle prove di queste squadre era fare una rappresentazione, poteva essere una lode, un teatro, quello che volevano fare, una danza. E oggi uno dei gruppi che ha rappresentato domenica scorsa nel culto dei giovani, nel Fusion Game, porterà qua alla chiesa la rappresentazione teatrale che hanno fatto. Quindi in questo momento noi pregheremo per la parola, perché questa rappresentazione non sarà la parola, ma sarà un'introduzione alla parola, e già pregheremo quindi per la parola e dopo vedremo questa rappresentazione. Vi assicuro che tutte le rappresentazioni che hanno fatto domenica sono state meravigliose, ogni gruppo si è impegnato, ma questa rappresentazione particolarmente sono sicuro che toccherà i vostri cuori, così come li ha toccati a tutti i presenti domenica scorsa. Quindi vi invito a fare attenzione a questa rappresentazione teatrale. Amen. Preghiamo insieme, potete stare seduti. Padre, nel nome di Gesù, Signore, in questo momento noi desideriamo qualcosa di più da parte Tua. Abbiamo già ricevuto la Tua gloria in mezzo a noi, il Tuo Spirito, la Tua presenza attraverso la lode, attraverso ogni momento che già hai ministrato in questa prima parte di questa serata, di questo adorarti. Ma in questo momento, Signore, noi ascolteremo la Tua parola e inizieremo ascoltandola, in realtà guardando questo teatro che io credo, Signore, possa toccare il cuore di molti di noi. Per questo io ti chiedo, Signore, che questo teatro, che la parola che ne susseguirà, che ogni cosa tu ancora hai riservato per questa serata possa avvenire conforme alla tua volontà, affinché tutto ciò che tu vuoi seminare questa sera in mezzo a noi possa portare molto e molto frutto per la tua gloria, per il tuo regno, per te, Signore, che sei il centro della nostra vita. Per questo ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Fome, miséria, sexo, terror, atentados, incompreensão. Medo, terror, atentado, sente que vai acabar, incompreensão. Escravos do próprio egoísmo, alheios à vida, mas ele virá. Ele irá. Sente que vai acabar. Escravos do próprio egoísmo, alheios à vida. Falsos profetas enganam o povo de Deus. Falsas doutrinas e falsos milagres dão margem, razão aos ateus. Esqueceu-se do dia sagrado, ignora-se a lei do Senhor. Quem não ignora estatutos, ignora a essência da lei, que é o amor de Deus. Mas ele virá. Falsas doutrinas e falsos milagres dão margem, razão aos ateus. Esqueceu-se do dia sagrado, ignora-se a lei do Senhor. Quem não ignora estatutos, ignora a
essência da lei que é o amor. Deus verdadeiro, a imagem Ele virá. quero seguir. Preciso buscar Deus na vida, testemunhar e orar. Ele virá. Cristo virá de assalto apenas para aquele que não vigiar. E ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Perseverança verdadeiro, a imagem que dele guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Preciso buscar. Aqui está a perseverança dos santos, testemunhar e orar. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Grandes e admiráveis são das obras, justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei das nações. E se estiver sozinho? E se estiver escuro? E se estiver frio? Ele virá. E se eu estiver longe? E se for tarde? As dúvidas me confundem e a volta de Jesus é certa. Minha insegurança é grande. Não quero temer sua vinda. Minha oração é sincera. Não ser sincero. Guarda-me hoje de mim mesmo. E se eu tiver que descansar, que eu possa acordar sorrindo. Peço força para me vencer. Quero conhecer-te de verdade, sentir tua guarda sobre mim, estar seguro em tuas promessas. E se estiver sozinho? E se estiver escuro? E se estiver frio? E se eu estiver longe? E se for tarde? Não vou temer, vou me entregar e nada vai me impedir. Vou vê-lo naquele dia sorrindo. Amen. Come ho detto, penso che sia stata una rappresentazione che abbia toccato il cuore di tutti quanti noi, così come, grazie mille, così come è successo anche domenica. Voglio cominciare questa parola lasciandovi alcuni versetti dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3. Potete seguire lì sul proiettore, ne leggerò alcuni un po' qua e là per dare un senso, ma per velocizzare un po' la lettura. Lettera ai Filippesi, capitolo 3, nel versetto 12 in avanti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio,
dimenticandomi le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della sovrana vocazione di Dio in Cristo Gesù. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Amen. Fino qua. Quando ho visto questo teatro domenica scorsa mi ha molto, molto colpito, come ho detto. Tutti i teatri sono stati meravigliosi, erano molto diversi gli uni dagli altri, ma sicuramente portare una rappresentazione così è qualcosa di molto forte, no? Penso che in qualche modo deve toccare i nostri cuori. E era da un po' di giorni già, quando avevo visto questo teatro, che avevo in cuore una domanda. Non tanto per me forse, ma era una domanda che continuava a risuonarmi nel cuore. È una domanda che in realtà è tratta da un album musicale che due pastori, nostri amici, ci hanno fatto ascoltare circa ormai 1 anno e mezzo fa. E quando io e Andrea abbiamo ascoltato questo album, abbiamo subito divulgato, no? Queste canzoni. È una predica cantata, non saprei neanche io come definire quest'album. È di un artista, di un pastore, penso che sia, o comunque un cantante brasiliano. E abbiamo parlato di questo CD a diversi ragazzi qua in chiesa e abbiamo visto che comunque adesso molte persone l'hanno già ascoltato qua in chiesa, molti ragazzi, molti giovani. È molto bello e è un album tratto, questo predicatore in pratica predica cantando sull'ultima lettera l'ultimo capitolo della seconda lettera a Timoteo, no? Seconda Timoteo capitolo 4. In questo CD praticamente parla di tutto questo capitolo. È un capitolo molto, molto forte, no? Perché sono le ultime parole di Paolo. Le ultime parole dell'Apostolo Paolo che noi abbiamo sono all'interno di questo capitolo. Seconda Timoteo è l'ultima lettera che Paolo ha scritto, questo apostolo che ha fatto cose grandiose. E il capitolo 4 è proprio l'ultimo capitolo, quindi sono proprio le ultime parole di Paolo, raccolgono la sua vita, le sue preoccupazioni, un po' tutto quanto. Ma all'interno di questo CD, dicevo, c'è una domanda che già dalla prima volta che l'ho ascoltato 2 anni fa ha cominciato a tormentarmi. Questa domanda che questo predicatore, cantante ci rivolge è: tu vuoi veramente questo Vangelo? Tu vuoi questo Vangelo? E quando ho visto questo teatro domenica scorsa, questa domanda mi è ritornata, sapete, forte nel cuore. Perché non lo so, forse, anzi sicuramente noi non abbiamo mai vissuto situazioni come quelle che i personaggi di questo teatro ci hanno mostrato. Penso che nessuno di noi abbia mai vissuto niente del genere, ma ci sono persone che vivono questo. E vedendo quello noi possiamo dire: io voglio ancora questo Vangelo. Tu vuoi veramente questo Vangelo? È una domanda che mi ha molto confrontato, sapete, in questi ultimi 2 anni in diversi aspetti della mia vita. Perché, fratelli, ci sono oggigiorno tanti Vangeli che vengono predicati. C'è il Vangelo di libertà, non quel Vangelo di libertà di cui ci parla Giacomo, no? È un Vangelo di libertà in cui si dice che si può fare ogni cosa, e non è questo che la Bibbia ci insegna. Quello è un Vangelo che viene predicato e viene predicato in un modo sbagliato. È quel Vangelo che fomenta il liberalismo religioso, ma la Bibbia non ci insegna questo, non ci insegna un Vangelo di libertà. La Bibbia piuttosto ci insegna un Vangelo di rinuncia, un
un Vangelo di sacrificio. Ci sono Vangeli come il Vangelo che è tanto di moda in questi ultimi anni, della prosperità, che vengono predicati. E la Bibbia non ci insegna questo, non ci insegna una vita di prosperità, quantomeno non per forza o non solo, magari non solo nell'ambito finanziario. Sì, c'è prosperità, Gesù dà prosperità sicuramente, ma non è il Vangelo della prosperità, è il Vangelo di cui la parola di Dio ci parla. C'è quel Vangelo in cui Dio è un Padre così buono che non ci mette mai alla prova. E non è questo il Vangelo di cui la Bibbia ci parla. No, sono tutti Vangeli molto facili, molto belli da ascoltare, quei Vangeli che ti accarezzano, ma non sono questi i Vangeli di cui la Bibbia ci parla. Il Vangelo di cui la Bibbia ci parla è il Vangelo della croce. E il Vangelo della croce non è un Vangelo di prosperità, non è un Vangelo di Dio che non ci prova, assolutamente tutto il contrario. Gesù è stato molto più che provato su quella croce. Il Vangelo della croce non è il Vangelo del liberalismo in cui si può fare ogni cosa. Il Vangelo della croce è un Vangelo di sofferenza, di rinuncia, è un Vangelo di sacrificio. Il Vangelo della croce è quel Vangelo che noi vediamo rappresentato in Marco con l'immagine di un bue, veramente di un lavoratore, di un servo. Se noi prendiamo il versetto che è il versetto topico del Vangelo di Marco, è Marco 10,45, in cui Marco dice così: perché il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma è venuto per servire gli altri e per dare la sua vita come prezzo per il riscatto di molti. Il Vangelo della croce è un Vangelo di servire gli altri e di sacrificarsi. Questo è il Vangelo di cui la Bibbia ci parla. E per questo io ti chiedo: tu vuoi veramente questo Vangelo? Tu cristiano, tu che sei entrato questa sera da questa porta, non so se c'è qualcuno che non crede oggi qua, che non è cristiano, che non ne vuole sapere, magari è venuto soltanto per far felice un amico che l'ha invitato, un parente. Ma tu che sei cristiano vuoi veramente questo Vangelo di rinuncia, di sacrificio? Perché questo è il Vangelo che ci viene proposto. È questo, non è un altro. E per me la Bibbia, no, è tipo un po' paragonabile agli autovelox, no? A me fa un po' ridere sapere, quando prendo Google Maps, tipo, no, che vado in giro col navigatore, ci sono tutti gli autovelox segnati, che non puoi prendere la multa praticamente se stai attento alla mappa, no? E a me fa un po' ridere, perché dici: ma perché mettono l'autovelox e dopo te lo segnano? Cioè, così la gente si ferma quando c'è e dopo può ripartire subito. Ma la Bibbia è un po' come questo, no? Perché la Bibbia ci dice, ci mette in guardia in ogni cosa. E Gesù ci ha sempre messo in guardia dicendoci che il suo Vangelo non è un Vangelo facile da vivere. Non è il Vangelo della libertà, del liberalismo, della prosperità. Gesù ha sempre messo in guardia chiunque lo abbia seguito durante la sua camminata su questa terra, dicendo: vuoi venire dietro a me? Va bene, prendi la tua croce però e seguimi. Vuoi venire dietro a me? Non c'è problema, sono felice se vieni dietro a me, ma sappi una cosa, che anche gli animali hanno dove riposare, ma chi viene dietro a me non ha dove riposare. Vuoi venire dietro a me? Va bene, però fatti i tuoi calcoli per vedere se veramente riuscirai a venire dietro a me fino alla fine. Gesù non ci ha mai ingannato sul fatto che il Vangelo della croce, il Vangelo che noi cristiani dovremo vivere, non è un Vangelo così facile. Mi piace tanto la storia di Paolo, appunto, da cui abbiamo cominciato. Paolo è stato forse il più grande personaggio biblico per quanto riguarda missioni, per quanto riguarda rilevanza, per quanto riguarda evangelizzazioni dopo Gesù all'interno della Bibbia. E come è cominciata la storia di Paolo? Vi ricordate? Paolo era un persecutore dei cristiani. Poi Gesù gli arriva in rivelazione sulla via di Damasco. Per 3 giorni Paolo resta cieco in un albergo.
Dopo 3 giorni Dio si presenta a un certo Anania e gli dice: Anania, adesso tu devi andare a quell'albergo perché c'è Paolo e devi andare là a imporgli le mani perché recuperi la vista, perché venga battezzato con lo Spirito Santo, perché io voglio usarlo. E Anania dice: ma sei sicuro, Paolo? Sei sicuro, Dio? Proprio da Paolo devo andare? Paolo che è un persecutore della Chiesa, proprio da lui. E Dio gli dice: vai, perché io devo mostrargli quanto lui dovrà soffrire per il mio nome. Fino da subito Paolo, che ha fatto queste grandi cose, aveva la mappa degli autovelox. Fino da subito Paolo sapeva che la sua vita missionaria non sarebbe stata facile, ma sarebbe stata una continua sfida per riuscire a fare ciò che Dio lo aveva chiamato a fare. Mi ricordo una delle prime predicazioni di Gilson nei culti Fusion. Ha fatto un elenco di tutte le persecuzioni, di tutte le cose brutte che sono capitate a Paolo durante la sua vita missionaria. E era un elenco infinito: per 3 volte lapidato, per 2 volte frustato, per naufragio, questo, tradito, quello. Gli è successo veramente di tutto a Paolo. Ma Dio gliel'aveva comunicato fino dal principio: io devo mostrargli quanto dovrà soffrire a causa del mio nome. Perché il Vangelo che noi viviamo come cristiani è un Vangelo di sacrificio. Il Vangelo che noi dobbiamo vivere come cristiani è il Vangelo della croce. E come ho detto, forse nessuno di noi ha mai vissuto una situazione come quella che abbiamo visto rappresentata qua poco tempo fa. Ma ci sono persone in tutto il mondo che vivono situazioni come questa. Mi ricorderò per sempre una predicazione di Paul Washer, un grande missionario contemporaneo, in cui raccontava la storia di diverse persone che hanno sofferto persecuzione, storie reali, diceva i nomi, i cognomi di queste persone. Ma quella che di sicuro mi ha colpito di più era la storia di un bambino. E lui raccontava che questo bambino era in mezzo a una guerra, no? In uno di questi paesi con le persecuzioni, e in mezzo alla strada è stato preso da queste persone, sicuramente di religione islamica, e a un bambino queste persone gli hanno chiesto se lui voleva rinunciare a Cristo, e questo bambino ha detto di no. Era un bambino piccolino. E io mi aspettavo, no? In questa storia, in questa predicazione che stavo facendo, che succedesse qualcosa di super, no? E questo bambino sarebbe stato liberato. E invece questo bambino ha fatto la fine del nostro fratello Daniel nella storia. Questo signore gli ha sparato. Era un bambino di 8 anni. Quando la nostra sorella Sonia, no? Che adesso è in missione, prima di partire per le missioni, 1 anno e mezzo fa più o meno, quando è partita, ha portato una parola in cui ha parlato un po' di questo suo desiderio di fare missioni, e ha raccontato la storia di un missionario, Jim Elliot. E anche la storia di questo Jim Elliot è una storia molto particolare, e Sonia diceva che era il suo missionario preferito, era la vita di Jim Elliot era la sua preferita, e questo missionario ha convertito un sacco di tribù, di popolazioni, era un grande evangelista proprio con un cuore per missioni. Però aveva una tribù che lui voleva evangelizzare a tutti i costi, era proprio il suo desiderio andare lì, ma questa tribù aveva la fama di uccidere ogni missionario che arrivasse a evangelizzare questa tribù. E lui finalmente ha avuto l'occasione per andare a evangelizzare questa tribù. È partito, è andato in questa tribù, e finché Sonia raccontava questa storia, io mi immaginavo adesso Dio avrà fatto qualcosa di meraviglioso, avrà usato questo Jim Elliot e tutta la tribù si sarà resa ai piedi di Cristo, no? E invece Sonia va avanti col suo racconto dicendoci che Jim Elliot è arrivato nella tribù, la tribù lo ha preso e lo ha ucciso, e non c'è stato nessun miracolo, non c'è stata nessuna cosa fantastica, non c'è stato niente di tutto questo.
è una persona che si è sacrificata per il Vangelo della croce. E tu vuoi questo Vangelo davvero? Cosa sei disposto a fare per questo Vangelo? Andando, dopo che Sonia ha raccontato questa testimonianza di questo missionario, sono andato un po' a vedere la vita di questo missionario. Lui dice una frase bellissima, me la sono segnata, che dice così: non è uno sciocco colui che dà ciò che non può tenere per guadagnare ciò che non può perdere. Non è uno sciocco colui che dà ciò che non può tenere per guadagnare ciò che non potrà mai più perdere. Questa frase è una frase che è una delle più famose di questo missionario, ma è una frase che dovrebbe farci riflettere molto. Questo Jim Elliot è andato a fare questa missione, è morto in missione, facendo cosa? Dando qualcosa che lui non poteva tenere. Il messaggio della croce, il messaggio del Vangelo, la speranza della salvezza. Quello che Paolo ha detto nei primi versetti che abbiamo letto: io proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo. Così anche Jim Elliot ha cercato di afferrare ciò per cui lui era già anche stato afferrato da Cristo. Ha dato quello che non poteva tenere per guadagnare ciò che non avrebbe mai più potuto perdere. Perché il senso di tutto quello che noi facciamo, il perché di tutto quello che noi facciamo, si riassume nella salvezza. E allora tu vuoi questo Vangelo, sapendo che è un Vangelo di rinuncia, di sacrificio, di tutte queste cose qua, difficili magari da vivere, ma che ti può far guadagnare qualcosa che non potrai mai perdere. Perché veramente io penso che noi siamo qua per questo. Dovremmo forse essere qua per questo, per guadagnare ciò che non potremo perdere. È per questo che noi viviamo come cristiani tutti i giorni, nonostante le difficoltà, nonostante le sfide, nonostante le rinunce, perché la vita cristiana comporta rinunce. Non possiamo fare tutto quello che le persone là fuori fanno, non possiamo consumare tutto quello che il mondo ci offre. La vita cristiana comporta rinunce. E perché lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo per guadagnare la vita eterna. Lo stiamo facendo per guadagnare la salvezza. Sì o no? I versetti che abbiamo letto prima ci parlano delle 3 fasi della nostra vita cristiana, della nostra salvezza cristiana. Qua Paolo comincia dicendo: non che io abbia già ottenuto questo, non che io sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono già stato afferrato da Cristo. Paolo dice che lui è già stato afferrato da Cristo. La prima fase della nostra vita cristiana è la giustificazione per fede. Noi otteniamo la giustificazione quando Cristo ci raggiunge, quando scopriamo che Cristo ci ha amato per primo, quando Cristo mette la parola di fede nei nostri cuori, quando Cristo ci dà la grazia. In quel momento, quando Lui ci ha afferrato, noi viviamo la prima fase della nostra vita cristiana per quanto riguarda la salvezza, la giustificazione. La seconda fase è la santificazione, la vediamo nel versetto dopo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando delle cose passate, io mi protraggo verso quelle che stanno davanti. Questa è la santificazione, è il momento della trasformazione della nostra vita. Ci dimentichiamo di ciò che ci sta indietro e cominciamo a migliorare, a camminare in trasformazione, in novità di vita, cercando sempre di più di assomigliare a Cristo, di gloria in gloria. Questa è la santificazione, è la seconda fase della nostra vita cristiana. Giustificazione è la prima. Noi veniamo salvati per fede, per grazia. Santificazione è il processo con cui noi cambiamo la nostra vita. E l'ultima fase, qua ancora nessuno di noi
l'ha vissuta. Perché l'ultima fase è la glorificazione, la vediamo nel versetto dopo. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Questa è la terza fase, la glorificazione. Queste sono le 3 fasi della salvezza: giustificazione, santificazione, glorificazione. E sapete, l'arrivo, la glorificazione, la terza fase, ciò per cui noi probabilmente viviamo la nostra vita cristiana. Io credo che noi non desideriamo così tanto questo, la salvezza. Io credo che noi come cristiani non desideriamo così tanto la salvezza. Non desideriamo la salvezza in questo modo che forse dovremmo desiderare. Quanti qua desiderano essere salvati? Sul serio, quanti qua desiderano essere salvati? Se ti chiedessi perché desideri essere salvato? Perché? Cosa pensi che succederà quando sarai salvato? Perché desideri essere salvato? Di solito se noi facciamo qualcosa c'è un motivo, no? Perché tu desideri essere salvato? Per non andare all'inferno. Questa sarebbe un'ottima motivazione. Ma sai come sarà l'inferno veramente? Uno stagno di fuoco e zolfo. Questo è quello che sappiamo. Niente di più. Non sai qual è il dolore che proverai, non sai cosa ci sarà, non sai se è come nei cartoni animati, che Satana sarà come un capo all'inferno, oppure se sarà in mezzo a tutti gli altri bruciando. No, nessuno di noi sa com'è. Così come nessuno di noi sa come sarà il paradiso. Nessuno di noi lo sa veramente. Per questo ti chiedo, vuoi veramente, perché vuoi andare? Perché desideri la salvezza? Perché? E non sto cercando di portarvi a non desiderare la salvezza, che sappiate questo. Ma perché, secondo voi? Sapete, noi come esseri umani siamo mossi solitamente da una cosa, da quello che verrà dopo, dal premio ad esempio, no? L'Andrea ha portato, non mi ricordo quando è stato, la testimonianza di Liam, di nostro figlio. Abbiamo fatto la maratona qualche settimana fa e Liam correva questa maratona, questa corsa che abbiamo fatto, no? Come chiesa. Perché? Perché lui voleva alla fine vincere la medaglia. Gli avevamo detto che alla fine ci sarebbe stata la medaglia e quindi lui tutta la corsa ha continuato a correre dicendo no, io voglio vincere la medaglia, dai, continuiamo. E esortava anche l'altro nostro figlio Benjamin, no? Che è più grande di lui, diceva dai Benji, vai più veloce per la medaglia, vai, ce la faremo. E questo, fratelli, è un perché noi facciamo le cose, perché sappiamo che alla fine c'è un premio, perché sappiamo che alla fine ci sarà qualcosa di bello. No, perché andiamo al ristorante pur sapendo che spenderemo soldi? Perché sappiamo che al ristorante passeremo un bel momento, che mangeremo bene. Perché facciamo le cose? Perché sappiamo che queste cose ci daranno gioia, perché sappiamo che alla fine ci sarà un premio. Abbiamo visto come i giovani durante quest'ultimo mese hanno sviluppato il loro lato spirituale e anche organizzativo per riuscire a vincere la coppa del Fusion Game la settimana scorsa. No? Tutti i giovani si sono impegnati tantissimo e hanno fatto tante belle cose in questi giorni, in questi mesi qua. Perché? Per vincere un premio. Quindi il premio è qualcosa che veramente ci esorta, ci spinge, ci motiva a fare le cose. E nella Bibbia non è diverso. Vi ricordate la storia di Davide? No? Davide, il re Davide, prima che diventasse re, quando ha combattuto contro Golia. Noi sappiamo che c'era questo Golia, questo gigante che ha sfidato l'esercito di Israele. E Davide era solo un giovane, aveva i suoi fratelli che erano al campo di battaglia. Un giorno va a portargli da mangiare ai fratelli e sente questo gigante, Golia, che insulta Dio e che insulta l'esercito di Israele.
E allora Davide decide di andare lui stesso con una fionda a combattere contro il gigante e sconfigge Golia. Vi ricordate questa storia, no? Penso che è una storia abbastanza conosciuta. Ma c'è una parte all'interno di questa storia che non ho detto, che magari è un po' meno citata, ma è all'interno della storia, in cui Davide arriva al campo di battaglia e sente Golia che dice: io vi sconfiggerò, mandatevi il più forte di voi, siete tutti dei codardi. Così comincia a insultare tutti quanti. E allora sente i soldati dell'esercito di Israele che cominciano a parlare e dicono così: abbiamo sentito dire che il re di Israele, se qualcuno sconfiggerà il gigante, lo farà diventare ricchissimo, gli darà da sposare sua figlia, sarà esentato da pagare le tasse per tutta la vita, mai più una bolletta della GSM sul conto, mai più niente. E allora Davide, quando sente queste voci, va dove c'erano quei soldati che parlavano e dice: ma cos'è che avete detto? Il re lo farà diventare ricchissimo. Ma davvero? Ma siete sicuri? Ci sarà questo premio? Sì, ci sarà. Ma allora vado io a sconfiggere il gigante. Perché Davide è andato a sconfiggere il gigante? Se vogliamo essere molto cinici, è chiaro, è andato per aiutare l'esercito, è andato soprattutto per difendere il nome di Dio, così come lui stesso ha detto andando dal gigante. Ma Davide è stato spinto dal premio che c'era per colui che avrebbe sconfitto Golia: diventare ricchissimo, sposare la principessa di Israele, non pagare mai più tasse per tutta la vita. E così anche Gesù, quando noi leggiamo l'Apocalisse, le lettere, le 7 chiese, dice: chiesa di Efeso, io sono arrabbiato con te per questo motivo. Chiesa di Tiatiri, sono arrabbiato con te per questo. Di Pergamo, sono arrabbiato con te. Però alla fine di tutte le lettere Gesù aggiunge: a chi vince, a chi resiste fino alla fine, a chi vince, io gli darò da mangiare dell'albero della vita, io gli darò una pietruzza nascosta, io gli darò, fa promesse, dà premi a tutte queste chiese, a chi vince, premi perché? Per esortarci, per esortare quelle chiese a quel tempo, noi oggi, a riuscire a arrivare alla fine, perché quando c'è un premio da raggiungere là, allora noi ci mettiamo veramente di impegno per arrivare. E allora perché, se noi sappiamo questo, perché Dio non ci ha dato qualche prova più concreta del paradiso? Qualcosa che ci potesse far desiderare un po' di più il paradiso, qualcosa che ci potesse far desiderare un po' di più la salvezza. Perché è chiaro, tutti quanti noi vogliamo essere salvati, ma se noi sapessimo veramente che cosa ci aspetterà quel giorno, secondo me lo vorremmo un po' di più. Secondo me ci impegneremo un po' di più. Secondo me, se sapessimo veramente che cosa si farà per 24 ore al giorno lassù in paradiso, tutti quanti noi potremmo andare in zone di guerra, in zone perseguitate, in zone dove i cristiani vengono martirizzati. Perché? Perché sapremo che là la ricompensa che ci aspetta veramente supera qualsiasi cosa noi possiamo star vivendo oggi qua. Che io credo in questo. Io credo che quello che noi vivremo là sarà qualcosa di incredibilmente più grande di quello che stiamo vivendo qua. Però né io, né voi, nessuno di noi sa effettivamente che cosa vivremo. E finché non lo sappiamo non potremo mai veramente impegnarci per vivere per questo premio, per questa salvezza, per questo premio della sovrana vocazione in Cristo Gesù. Non potremo mai. Se sapessimo che là c'è quello, allora sì, ma non sapendolo. Sì, la Bibbia ci dà qualche indicazione, ci dice che avremo un corpo nuovo, ci dice che non ci sarà più pianto, che non ci sarà più tristezza, che sarà sempre luminoso. Ma se avessimo qualche indizio in più, se sapessimo un po' meglio quello che vivremo, non ci impegneremo di più. Perché effettivamente quanto ci stiamo impegnando noi per questo Vangelo? Stiamo volendo veramente questo Vangelo? Stiamo vivendo veramente per questo Vangelo? Stiamo vivendo veramente per Cristo? Stiamo vivendo veramente per la salvezza? Così come queste persone vivono o hanno vissuto.
Ci stiamo impegnando veramente. Sapete, io credo però, per terminare, che è un po' apposta che Dio non ci ha veramente rivelato che cosa c'è lassù. Credo questo. E lo credo proprio perché se noi sapessimo veramente cosa ci aspetta in paradiso, che saranno cose pazzesche, noi vivremo per andare in paradiso. E questo è sbagliato. Ciò per cui noi dobbiamo vivere non è per andare in paradiso. Il nostro trofeo, il nostro premio non deve essere il paradiso. Il nostro premio deve essere Cristo. Lui è il nostro premio. E alla sua destra c'è scritto nei salmi che ci sono delizie di allegria. E se noi sapessimo veramente che cosa ci sarebbe là in paradiso, noi vivremo per il paradiso. Il paradiso diventerebbe il nostro idolo, avremo un'idolatria per il paradiso. Perché fai missioni per andare in paradiso? Perché non hai paura della persecuzione per andare in paradiso? Perché ti impegni a evangelizzare la tua famiglia per andare in paradiso? E non è per andare in paradiso che noi siamo cristiani. È per glorificare Cristo che noi siamo cristiani. E Gesù, più del paradiso e di qualsiasi altra cosa, ha perso la centralità o sta perdendo la centralità all'interno della sua stessa Chiesa. Perché tutti quanti noi vogliamo andare in paradiso senza neanche sapere che cosa c'è lassù. E noi invece dovremo andarci con la certezza che lassù ci sarà Lui. Perché è per Lui che andiamo là. Efesini capitolo 1, versetto 6, 12, 14, 3 versetti ci dicono che noi siamo salvati, la nostra salvezza è per la gloria di Cristo. È per Lui. È per Lui che noi andremo in paradiso, è per la Sua gloria, non è per la nostra gloria, non è per la nostra gioia, non è per la nostra allegria, è per la Sua gloria. È per la Sua gloria che saremo salvati. E è questo quello che noi, una cosa sappiamo che faremo in paradiso, canteremo. Non so quanto, non so se tutti, non so se solo quelli intonati o anche gli stonati, ma so che canteremo. E che cos'è che canteremo? Degno è l'agnello che si è sacrificato per noi. Degno è l'agnello. Perché questa è la centralità di quello che noi come Chiesa dobbiamo vivere. L'adorazione a Cristo. Lui prima di tutto nelle nostre vite. Perché io credo che Jim Elliot, quel missionario, come quel bambino che è stato ucciso, come tutti quei cristiani che quotidianamente vengono uccisi in zone di persecuzione, in Nigeria, in Pakistan, come tutti quei video orrendi che abbiamo visto negli ultimi anni di cristiani decapitati. Io credo che nessuno di loro, quando è stato decapitato, quando è stato martirizzato, ha detto io non rinuncio al paradiso. Tutti quanti loro avranno detto io non rinuncio a Cristo. È a questo che noi dobbiamo pensare, è per questo che noi dobbiamo vivere. È a Lui che deve andare la nostra adorazione. Non al paradiso, non alla salvezza, non a quello che Dio ha per noi oggi o domani. È a Cristo che deve andare tutto il nostro cuore, la nostra anima, la nostra adorazione. È per Lui che noi lo facciamo. Vuoi questo Vangelo? Questo è il Vangelo di Gesù Cristo. È il messaggio suo, di come Lui si è sacrificato per noi, per la sua gloria, affinché oggi in noi potessimo portare a Lui tutta la nostra adorazione. Amen. Posso chiederti di alzarti in piedi?
che la lode guida questo momento, io voglio invitarti veramente a chiudere i tuoi occhi, soltanto non per far diventare questo momento più spirituale o qualcosa, ma affinché tu possa avere una vera connessione con Dio, senza distrarti da quello che ti sta intorno, e che tu possa veramente mettere Gesù al centro dei tuoi pensieri in questo momento. Se vuoi ringraziarlo, se vuoi adorarlo, se vuoi parlare con Lui, sentiti libero, sentiti libera di fare ciò che tu senti nel tuo cuore in questo momento, ma metti Gesù al centro del tuo cuore, metti Gesù al centro dei tuoi pensieri, metti Gesù al centro della tua vita, metti Gesù al centro di ogni cosa. Gesù è il centro e ogni cosa ruota intorno a Lui, deve ruotare intorno a Lui. Lui deve essere il nostro desiderio, Lui deve essere ciò che ci riempie il cuore, Lui deve essere l'unico della nostra vita. Comincia a parlare con Lui, ad adorarlo, a ringraziarlo, che nient'altro possa prendere il posto di Cristo nella nostra vita, nient'altro, che nient'altro possa riempire il nostro cuore come Gesù riempie il nostro cuore. Abbiamo parlato di Paolo. Paolo è stato un grande missionario, sì, ma quanto ha sofferto per il Vangelo. E non ha sofferto per la salvezza, sapete? Non ha sofferto per questo. Lui ha sofferto per Cristo. Sempre in Filippesi 3, da qualche versetto prima, Paolo dice così: benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io sono stato circonciso l'8° giorno, sono della razza di Israele, sono della tribù di Beniamino, sono ebreo, figlio di ebrei. Quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, sono irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, io l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Gesù, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando delle cose che stanno indietro e protraendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della mia celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Perché Paolo lo faceva. A dire il vero, io ritengo tutte queste cose come tanta immondizia di fronte alla sublime conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale io ho rinunciato a ogni cosa, e io considero queste cose come spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Non è per guadagnare un paradiso, non è per guadagnare una guarigione, non è per guadagnare una prosperità oggi, è per guadagnare Cristo. È per Cristo che noi lo facciamo, è per Cristo che noi siamo qua, è per Cristo che tu dovresti essere entrato questa sera in questo luogo, è per Cristo che tu pieghi le tue ginocchia nella tua casa pregando per la tua famiglia, è per Cristo
È per Lui che tu porti una parola buona, un buon consiglio, una buona testimonianza dovunque tu vai. È per Cristo, non è per quello che tu otterrai. Non deve essere per questo, non essere idolatra di quello che ci sarà. Quella è una conseguenza di Cristo che vive nella nostra vita. È per Lui che il suo nome possa essere esaltato ora e sempre nelle nostre vite. Mettiamo Gesù Cristo al centro di ogni cosa. Amen. Sta di care da
con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo, la terra canta, il cielo adora, e tutti gridano che tu sei santo, 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 santo. Il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Oh,
Lui è degno, perché è forte in gloria, perché è forte in grazia, perché è Signore sulle nostre vite, perché Lui ci ha salvato, perché Lui deve essere tutto per la nostra vita. Lui merita tutto il meglio che gli possiamo dare oggi e sempre. Amen. Gloria a Dio, gloria a Dio. Sia ringraziato il Signore per un altro adorarti, per un'altra serata benedetta alla sua presenza. Possiamo accendere le luci, stiamo terminando, poi ci sarà qualcosa da mangiare, quindi non andate via subito, fermiamoci un attimo, viviamo un po' un tempo di essere uno in Cristo. E dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana prima di terminare. Qualcuno che ha compiuto gli anni? Cassi, hai compiuto gli anni? No. Anniversario di matrimonio? Compiuto gli anni? Oggi? Qualcun altro, compleanni, anniversari di matrimonio, anniversari di battesimo, anniversari di codice fiscale. Va bene? Sono tutti qua? Arrivano i bambini. Ah, Miguel! No. Chi è che ha fatto gli anni? Qualcuno ha fatto gli anni lunedì scorso? Qualcuno ha fatto gli anni lunedì, è venuto lo stesso sabato a prendere la preghiera, ma deve tornare anche oggi 2 volte. Non mi ricordo chi era. Gustavo forse, no? Quando compi gli anni, Gustavo? Non vengono qua di solito i bambini a fare confusione. Sta mangiando? Aia, che bello. Allora dai, possiamo stendere le nostre mani, facciamo un po' una musichina allegra per festeggiare questo momento. Possiamo pregare per i nostri fratelli che hanno compiuto un anno di vita, chi ha compiuto un anno di matrimonio. Benediciamo la loro vita. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te la vita dei nostri fratelli, delle nostre sorelle qua presenti, del nostro fratello Adejao, Signore, di Miguel, di Nora, per questo nuovo anno che hanno compiuto, Signore, e anche la vita dei nostri fratelli Anderson e Grace per questo nuovo anno di matrimonio insieme. Nel nome di Gesù, Signore, quello che ti chiediamo è che tu possa portare la tua allegria nella loro vita, nella loro casa, Signore, la tua gioia, la pace che viene da te, rafforzando ogni giorno, Signore, il legame con te e il legame, Signore, che hanno all'interno delle loro case. Ma soprattutto, Padre, che la tua presenza non venga mai a mancare in questo nuovo anno che tu hai preparato davanti a loro. Ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Possiamo desiderare questa stessa benedizione sulla vita di tutti quanti noi. Possiamo fare così con le nostre mani, chiedendo a Dio che la sua allegria possa riempire questa nostra settimana, che la pace e la salute che vengono da Lui possano riempire i nostri giorni, che la sua unione possa essere presente, rafforzare i legami all'interno delle nostre case, delle nostre famiglie, chiedendo che l'amore del nostro Dio e Padre possa essere con tutti quanti noi,
che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo possa essere con tutti quanti noi e che la comunione dello Spirito Santo sia sulle nostre vite. E in quanti siamo? Noi siamo? Amen. Sabato prossimo, non abbiamo fatto gli avvisi, ma sabato prossimo c'è il Teatro Luce con il nostro gruppo di teatro Be Mine, quindi non mancate, invitate qualcuno. Domani mattina alle 10 tutti gli operai della chiesa